Quanti problemi per i produttori veneti di carne bovina, dalle nuove mode vegetariane e vegane alle importazioni di animali esteri a prezzi vantaggiosi per il consumatore finale, dalla tanta burocrazia necessaria per ottenere i contributi europei all'acqua, problema emerso gravemente negli ultimi tempi. Fortunatamente e sfortunatamente non siamo legati all'acquedotto, abbiamo dei pozzi privati. Annualmente facciamo delle analisi appunto per questo tipo di inquinamento e siamo abbastanza tranquilli perché abbiamo l'acqua molto pulita, insomma, acqua molto non inquinata. Sono sempre costi aggiuntivi che si aggiungono a livello aziendale. Sono circa una decina le aziende zootecniche specializzate in animali da carne nel Vicentino, oltre 100 in tutto il Veneto. Stanno chiudendo però quelle piccole da 200-300 capi, cresce il numero di quelle medie e grandi. Il Veneto è la prima regione italiana per produzioni di carni bovine. Il problema della qualità dell'acqua e del suo impiego in zootecnia fa riflettere gli allevatori. L'inquinamento delle falde è un argomento che ci deve coinvolgere tutti. Credo che anche noi appunto allevatori dovremmo fare la nostra parte, dovremmo essere molto attenti e accettare di essere messi in discussione per produrre in maniera sostenibile, in maniera non più come abbiamo sempre fatto in passato,